Assessore Vitto, il rapporto sullo stato dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia è un passaggio molto importante, una fotografia molto rilevante. Una fotografia importantissima, ci fa capire qual è la qualità dell'ambiente nella nostra regione, ambiente inteso come aria, acqua, suoli, pressioni puntuali, un lavoro veramente importante a 360 gradi che dimostra come la qualità delle cose nella nostra regione sia buona, con dei punti di criticità che devono essere ulteriormente approfonditi e conosciuti. È fondamentale partire dalla conoscenza scientifica che ci aiuta ad individuare quali sono le priorità sulle quali poi investire anche le risorse e l'impegno massimo da parte della pubblica amministrazione per cercare di portare dei risultati concreti. Questo lavoro è stato fatto non soltanto grazie all'impegno della nostra Agenzia di Protezione per l'Ambiente e agli uffici chiaramente della Direzione Regionale Ambiente, ma anche grazie a delle collaborazioni importantissime che si sono avviate con gli enti di ricerca nella nostra regione, dall'Università ad esempio di Trieste, ma molte anche altre realtà sono state coinvolte, e non soltanto italiane ma anche slovene, perché il rapporto con l'ARSO, che è l'equivalente diciamo della nostra Agenzia di Protezione per l'Ambiente slovena, è un passo in avanti importantissimo che nel passato non si era mai avuto con questa intensità e con questa proficuità. Quindi lavoriamo perché l'ambiente è un elemento che non ha chiaramente confine e lavorare, impegnarci per cercare di migliorare quelli che sono gli aspetti principali determina senza dubbio un miglioramento anche della qualità della vita dei cittadini. Sul presente lei si è soffermato su due azioni in particolare che riguardano appunto il depuratore di Servola e il piano di tutela delle acque. Sì, finalmente due passaggi storici che finalmente siamo riusciti a concludere. Il depuratore di Servola in questi giorni ha avuto la sua ufficiale inaugurazione, quindi il suo avvio. Ricordo che stiamo lottando contro una procedura di infrazione comunitaria che si trascina da molti anni, e solo quest'opera di più di 50 milioni di euro ha fatto anche lavorare le aziende, quindi abbiamo fatto in realtà bene per l'ambiente e anche abbiamo fatto girare l'economia. E l'altra cosa importante invece sono gli aspetti pianificatori. La nostra regione ancora non aveva un piano di tutela delle acque, siamo purtroppo indietro su questo fronte e in questi anni siamo riusciti a colmare questo vuoto grazie all'ultimo parere espresso anche dal Ministero dell'Ambiente, che era l'ultimo passaggio formale di cui avevamo bisogno. Entro questa legislatura andremo in giunta e finalmente approveremo il piano di tutela delle acque. Sono soltanto due aspetti di un grande lavoro che è stato fatto anche su altri fronti, che ci vede in prima linea sui temi dell'amianto, sul tema del rischio idrogeologico, piuttosto che sull'energia, perché l'attuazione del nuovo piano energetico regionale sta contribuendo a migliorare e a cambiare anche alcuni di quei settori che sembrano essere così consolidati e non avere capacità di cambiamento e di miglioramento. Ad esempio il tema della mobilità, sulla quale stiamo investendo anche con delle risorse che andranno proprio in contribuzione ai cittadini, è un tema importantissimo, perché sappiamo che il traffico è senza dubbio un inquinante importante, quindi per migliorare anche la qualità dell'aria delle nostre città ci vuole un salto tecnologico vero, e investire sulla mobilità elettrica è ad esempio uno di quei settori sui quali ci stiamo dando da fare. Direttore dell'ARPA Marchesi, lei ha detto in occasione di questa presentazione, questa istantanea sull'ambiente in Friuli Venezia Giulia, noi sappiamo dove mettere le mani. È così, credo che le informazioni importanti che escono da questa giornata è che lo stato dell'ambiente in Friuli Venezia Giulia è bene, è buono, è anche in miglioramento, ma soprattutto i suoi punti critici che ancora esistono sono conosciuti, cioè l'Agenzia è capace, è in grado sia per capacità tecnologiche sia per capacità valutative di individuare quali sono i problemi, dove sono, che consistenza hanno e anche che tipo di azioni bisogna mettere in campo per poterli risolvere. Il problema in qualche caso è dato dal fatto che le sorgenti inquinanti sono molteplici, quindi non è sufficiente intervenire in un solo punto. Esatto, ci sono, in particolare per quanto riguarda la qualità dell'aria, due parametri ancora sotto osservazione. Uno sono le polveri, il particolato, l'altro ancora di più l'ozono. Si tratta di due inquinanti cosiddetti secondari, cioè che si formano in atmosfera per una combinazione e ricombinazione chimica e fotochimica di altri inquinanti, multisorgente, quindi che vengono sia dall'agricoltura che dalle attività industriali, che dal traffico, che dai riscaldamenti, e quindi è necessario un complesso di politiche di intervento sul tema qualità dell'aria che talvolta eccedono anche la scala regionale, quindi si devono necessariamente inserire in politiche di bacino o nazionali o anche sovranazionali.